vorrei anche raccontarvi dell'esperienza che ho avuto ad Atlanta qualche mese fa. C'è stato il congresso annuale di tutti gli iscritti a CRS, quindi erano all'incirca 2000 persone più o meno quelle che erano state presenti, e lì c'erano giornate di corsi nella quale ciascuno sceglieva la specializzazione nella quale iscriversi e di poter comunque affinare perché poi anche i corsi sono in continua evoluzione, cioè non è che un corso nato 10 anni fa sia lo stesso corso che viene erogato oggi. I corsi si migliorano, i formatori si migliorano, si cresce assieme. E quindi ogni anno viene fatto in un posto degli Stati Uniti diverso, quest'anno è toccato ad Atlanta, viene fatto comunque una giornata, delle giornate dedicate a questo. E in queste giornate è stato importante perché abbiamo visto innanzitutto la voglia che c'è di crescere dell'agente immobiliare statunitense, di mettersi in gioco, di essere comunque sempre protagonista del proprio mercato. C'erano tutti i vertici della NAR, la National Association for Realtors, compreso il presidente, e poi c'è stato l'insediamento anche della nuova dirigenza del RRC, quindi di CRS, quelli che si occupano poi della formazione su tutti gli Stati Uniti e non solo, ma anche al mondo. E poi c'erano delegazioni da tutti i paesi, tra cui c'ero io che rappresentavo l'Italia. Ed è stato molto, molto bello e molto particolare perché si è potuto proprio vedere dal vivo come funziona l'interazione che c'è anche tra formatore e agenti immobiliari, tutto il pacchetto che ti danno di gadget per poter fare l'agente immobiliare lì, che è molto diverso da quello che c'è in Italia, è assolutamente legato al mondo statunitense. Adesso apro una parentesi: i corsi che noi eroghiamo sono già stati edulcorati, come dicevo prima, per il mercato immobiliare italiano, perché negli Stati Uniti c'è il common law, è completamente diverso, poi ci sono tipologie di agenti immobiliari diverse, perché c'è quello dedicato solamente all'acquisizione, c'è quello dedicato alla vendita, ci sono diverse tipologie di agenti immobiliari. Qui invece spesso abbiamo l'agente immobiliare che fa tutto, e quindi abbiamo comunque preso come dicevo prima, dalla Spagna questo sistema lavorativo che ha iniziato qualche anno prima di noi e che adesso contiamo di andare avanti assieme a loro, assieme a lungo, anche perché a fine giugno noi saremo a Granada, dove c'è il congresso europeo del CRS, e anzi a breve arriverà una comunicazione. Io spero che siano molti che si iscrivono a questi corsi che verranno fatti a Granada fine giugno. E ad Atlanta abbiamo potuto pianificare tutto quello che sarà il nostro percorso nei prossimi anni, gli steps. Io mi sono incontrato anche con il CEO di CRS, che conoscevo già da anni, da quando lavorava nel NAR, e abbiamo potuto pianificare le attività. Adesso loro verranno ospiti FIAIP a Roma, e adesso fra il mese prossimo, e abbiamo costruito delle relazioni importanti che contiamo di portare avanti in un percorso che durerà ancora molti anni e che ci consentirà di crescere assieme a loro e di far crescere anche non solo i nostri associati, ma la categoria tutta, in una diversa consapevolezza di quello che è l'agente immobiliare italiano nella comunità, che è un ruolo che mi arrogo, scusate di dire, che grazie a FIAIP è cambiato molto negli anni rispetto a come era considerato l'agente immobiliare una volta. E quindi di questa è una cosa di cui vado particolarmente fiero, che la mia appartenenza a FIAIP mi rende fiero di essere parte di un'associazione che ha contribuito a cambiare molto il ruolo dell'agente immobiliare in una società come quella italiana. È un ruolo importante perché non abbiamo i numeri del 90% di alcuni paesi anglosassoni, ma abbiamo dei numeri in continua crescita e puntiamo a essere un sinonimo di tranquillità e di sicurezza per chi vuole comprare o cambiare casa dentro questo bellissimo paese che noi abbiamo.